Parlando chiaramente di prevenzione del tumore al seno, bisogna anche naturalmente inserire l'attività sportiva per tutte le donne che hanno subito un'operazione. Parliamo con Ezia Caredda, che è il presidente della Caralis Team Pink. Sì, buongiorno, sì, appunto io sono Ezia. Allora, noi ci alleniamo a Susicchio, tutte noi siamo state operate di tumore al seno. La fascia d'età praticamente che c'è un'associazione, siamo una cinquantina iscritti in associazione e abbiamo completato totalmente la squadra. In squadra siamo 22, un'associazione che si occupa di Dragon Botto, di Nordic. Noi praticamente facciamo sport proprio per riabilitare la parte superiore del corpo, quindi tutte queste discipline sportive. Abbiamo iniziato praticamente dopo l'intervento al seno, abbiamo formato questa squadra perché la squadra di Dragon Botto formata da donne operate di tumore al seno ancora non c'era, per cui siamo noi le pioniere di questa disciplina, la nostra è la prima squadra, quindi abbiamo organizzato anche diversi open day, ad esempio a luglio siamo andati ad Isili, ci hanno invitati lì per fare una manifestazione, abbiamo portato anche un Dragon Botto che ci ha offerto il preside del Nautico e quindi abbiamo organizzato questi eventi perché? Per sensibilizzare tutto quel territorio e portare altre donne appunto ad uscire, a stare in un ambiente sano e sportivo come quello appunto di queste associazioni. Poi non so se tu mi vuoi fare qualche domanda. Allora, perché la maglia rosa? La maglia rosa è nata 20 anni fa e proprio grazie appunto a questo metodo messo su, ideato da questo giovane medico sportivo che si chiama appunto Dan McKenzie, adesso grosso modo la mia età, quindi ancora in vita, in Canada, in virtù del fatto che lì appunto dopo qualche mese si dovevano svolgere dei mondiali di Dragon Bot, aveva invitato 24 donne proprio a salire sul dragone. Infatti il progetto si chiama Everest in a Boat, che significa in barca fianco a fianco. Il Dragon Bot ha 10 panche, una pagaria a destra, l'altra pagaria a sinistra, in base alla parte del corpo dove si sta operate. Quindi si sta tutte insieme e i messaggi che noi lanciamo sono appunto dei messaggi di vita, cioè la vita continua, cioè ciò in cui non bisogna ricadere è la depressione, cioè se il tumore arriva c'è lo sport, ci sono gruppi d'ascolto, c'è la psico-oncologia che può aiutare anche a livello individuale questo percorso e comunque